In merito alla nota stampa di AICA sottoscritta a firma dell'Assemblea dei sindaci dei comuni soci, interviene oggi il sindaco di Favara Antonio Palumbo, affermando massima vicinanza alla presidente Danna Di Nobili e al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, ma anche a quei cittadini per bene in questo momento difficile, ma nessuno tappi la bocca al dissenso. Continua la nota il sindaco di Favara Antonio Palumbo in riferimento a quanto affermato dall'assemblea dei sindaci diramata dall'ufficio stampa di AICA. Voglio purtroppo evidenziare come sia in corso un tentativo di imporre il sostegno incondizionato verso un CDA che deve ancora dimostrare di aver raggiunto i risultati che noi sindaci avevamo chiesto, ben oltre la necessità già chiarita di esprimere vicinanza e supporto. Non possiamo essere soddisfatti del lavoro del CDA se i turni a Favara sono anche di 10 giorni e oltre. Non possiamo condividere l'operato se non si riescono a fare le riparazioni per mancanza di imprese. Non ci riterremo soddisfatti, continua Palumbo, finché oltre ai cittadini siano, come più volte da noi richiesto, i comuni a pagare i propri debiti, nessun sostegno condizionato, ribadisco, soprattutto in considerazione del fatto ci sono comportamenti del CDA che con atti formali contestano il modo di operare della Presidenza e chiedono chiarezza su temi delicatissimi. Pretendo quindi, conclude il sindaco Palumbo, che si sgombri il campo dai dubbi e si chiarisca con i fatti cosa è stato realizzato e cosa no, e fare questo non significa non essere solidali ma solo responsabili, conclude il sindaco Palumbo.